Siamo a Badia Pollini, 1° novembre 2019, abbiamo il piacere di avere fra noi il presidente provinciale Nicola Raisi e allora chiediamo subito a lui l'impressione e cosa può dire di questa gara messa in pista da diverso tempo che mancava a Badia Pollini. Prego, Presidente. Sicuramente è un grande piacere, è un grande onore essere qua ad una gara che ha una storia lunga, nel passato era un appuntamento fisso ed è importante averlo ripristinato nel panorama delle gare ciclistiche che si svolgono nella nostra provincia e nel nostro territorio veneto, perché i corridori vengono un po' da tutta la regione e anche dalla provincia di Ferrara. Sono molto contento che questa nuova società che si è creata a Badia, la Badia Bike, abbia voluto fortemente riprendere questa tradizionale gara e vedo anche dalla partecipazione, che mi sembra già molto numerosa, e dai premi anche, perché potete vedere nelle spalle hanno messo in palio dei bellissimi premi per i vincitori. Diciamo che sono contento e ringrazio a nome di tutto il comitato la Badia Bike e il nostro sempre attivo speaker, adesso nella veste di speaker e commentatore delle gare. Grazie ancora. Allora chiediamo ancora a Raisi, Cicli Helios è il nostro sponsor più grande e ha messo in palio 4 telai in carbonio, tra i primi assoluti di queste 4 partenze. L'entusiasmo è enorme, ci auguriamo che il numero di partecipanti sia elevato per rinnovare anche il prossimo anno. Sei d'accordo, Nicola? Sicuramente, Cicli Helios tra l'altro rappresenta un'importante realtà produttiva del nostro territorio e quindi valorizzarla nell'ambito appunto del ciclismo, che è l'attività principale dell'azienda, è sicuramente una cosa molto importante e che ci nobilita a noi e fa onore, diciamo, al nostro territorio provinciale. Speriamo che tutto vada bene e che il prossimo anno possa continuare questo tradizionale appuntamento del 1° novembre. E allora noi vogliamo dichiarare che le partenze di questa gara alle ore 12 c'è il Gentleman, prima e seconda, alle 12.05 il Super Gentleman A e B e naturalmente le donne, alle 14 Junior Senior 1, Senior 2 e alle 14.05 i veterani che chiuderanno la manifestazione. Siamo quasi pronti per la partenza e ci auguriamo che tutto possa andare bene nel migliore dei modi senza cadute. Grazie. Grazie. C'è 205, 206 Tebaldi, 207 Bighi. Bighi, ci sei? Fate un colpo con la mano, alzare la mano, siamo pronti, gli addetti ai servizi per correrie tutti ai propri posti. Proseguo l'appello, 207 Bighi. Pasquale 224. Per me manca 30 secondi. Alle ore 12. E il direttore, possiamo dare l'ok? Via! È partita la prima partenza del Gran Premio d'autunno 1° novembre organizzato da Badia Bike. Allora, il numero 301 Roversi, 302 Paolini. Paolini, ci sei? Numero 303 Sapori, 310 Bendoni, 311 Cardi, 312 Zampini, 313 Zanella, 322 Fasolato, 323 Creter, 324 Mantella e numero 21 Pegoraro Lorenzo. Mentre le donne, poi 314 Tessaro Giorgia. Pronti? Via! È partita anche la seconda partenza.
Ottimo, tutto procede nel migliore dei modi. Vediamo allora. Probabilmente potrebbe essere anche la fuga buona, però occorre macinare più in fretta le gambe. I pistoni dovrebbero essere più veloci. Dai che la fuga buona, dai De Calli, dai, vai, che siete di due categorie diverse, dai! Il grande De Calli di Legnago. Ultimo giro ragazzi, ultimo giro per tutti quanti, 2 corridori in fuga. C'è il terzo e vediamo dietro la macchina più di corsa c'è dei corridori che non ci dovrebbe essere. Il più di corsa probabilmente è entrato in mezzo al gruppo, ci auguriamo che non faccia qualche problema. È troppo vicino il più di corsa, è troppo vicino il più di corsa, è troppo vicino il più di corsa. Ultimo giro, ultimo giro. E vediamo la prima moto staffettista. L'arrivo, la seconda. Proseguite dritti, attenzione giudici, può partire, attenzione, può partire, via! Ha vinto il 205 secondo lo speaker, dopo ci sarà, naturalmente ci sarà le telecamere e vediamo ancora più di corsa che deve ancora arrivare. Persone che hanno già compiuto i 70 anni sono già tutti nonni, i volanti. Vediamo se stanno facendo la curva, attenzione, già partita la volata, ci sono stati sui pedali, attenzione, c'è l'auto, attenzione, bene, non tagliate la strada, andate dritti per cortesia, andate dritti, tranquilli, andate dritti, e via, volate, via con le telecamere, via, e il 9 ha vinto, il 9 Ornopoli, 296 Mura, 297 Ferrari, 298 Cariaga, 299 Vaccari e 300 Roseo. Queste sono le categorie senior e junior. Partiranno senior, avete fatto poca propaganda voi, volete vincere. Almeno abbiamo 50 corridori. Allora lui dice di no, hai sentito? Vediamo chi sono i junior e senior. Fin dove che c'è? Vediamo se siete educati ad alzare il braccio o destra o sinistra, è lo stesso per noi, Numero 92 Marega, 100 Paiola, 191 Masiero, 198 Gasparetto. Via! È partita la categoria unica in tutte le categorie. Ricordo 5 giri in anche per voi e ricordo che i premi saranno sempre come da programma. I numeri e poi vi dirò i nomi. L'andatura mi sembra che sia sempre quella di Agostini, via che non vi possa raggiungere i 2,99 e i 3,99. Forza ragazzi, se no scappa via Agostini, dai, forza ragazzi, forza! Agostini fa la corsa a sé. Forza via il corridore, forza ragazzi, forza, veloci!
buttatevi indietro, non buttatevi indietro ragazzi, dai! Forza che è solo buono, dai! Dai, via tutta, dai, via Agostini! 2 giri al termine, 2 giri al termine! Forza ragazzi, sono 6 in fuga! Forza tutta! A tutto pronto e via! Hanno 10 metri di vantaggio, 10 metri di vantaggio, è partita la volata, attenzione in fondo, sono alzati sui pedali, via, forse ce la fanno ragazzi, eccolo qua, Agostini primo, 99-1 eccetera, attenzione la volata, attenzione, via per il campionato provinciale Axi di Rovigo.